Buongiorno, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il tour di Matteo Salvini in regione lo ha portato questa mattina a Trieste, dove ha parlato del Friuli Venezia Giulia come di un territorio che corre e che traina. Il leader della Lega ha incontrato anche i rappresentanti delle categorie economiche, ha indicato il taglio delle tasse, la revisione del codice degli appalti e gli interventi per ridurre bollette di gas e luce come i temi centrali da mettere sul tavolo del governo. Nessun problema all'interno della Lega tra pro e no vax, ha detto. Sul tema Green Pass ha ribadito l'importanza di trovare un equilibrio tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Critiche ancora al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sul tema immigrazione. Il valico a nord-est è un colabrodo, ha affermato. Ascoltiamo. I dati economici sono buoni, l'occupazione giovanile è buona, ci sono su Trieste, sul porto di Trieste, centinaia di milioni di euro di investimenti, è una regione che corre, una regione che traina, una regione che guarda al futuro, guarda all'Europa, quindi è il modo migliore di cominciare la settimana, perché con tante altre difficoltà in tante altre zone d'Italia recepisco e trasformerò in battaglia politica della Lega al governo e in Parlamento i suggerimenti, quindi taglio delle tasse, e quindi il tema della flat tax, revisione del codice degli appalti, il no all'aumento dell'IMU, l'intervento sulle bollette della luce e del gas, perché paghiamo troppo rispetto agli altri competitor, e quindi ribadisco la mia richiesta al Presidente Draghi, tagliare, questo lo può fare il governo anche oggi, una parte dell'IVA e delle tasse sulla bolletta della luce e del gas. Parla anche di Green Pass. È scattata ormai l'obbligatorietà, ha parlato anche con il Presidente Federica insomma, della situazione dei contagi, di cosa dovrebbe succedere quest'autunno e di come potrebbe evolvere. Speriamo che il peggio sia alle spalle. La Regione Friuli Venezia Giulia, come tante altre regioni, ha gestito con equilibrio. Le stesse imprese e gli stessi commercianti ci chiedono basta lockdown, basta chiusure, quindi spero che nessun altro ministro parli di chiusure, di lockdown, di ritorno al passato, e bisogna tenere l'equilibrio fra il diritto alla salute e il diritto al lavoro, quindi il tema dei tamponi a disposizione di lavoratori, studenti, famiglie, ragazzi, disabili è assolutamente fondamentale, perché altrimenti si bloccano interi settori produttivi. Il problema dell'immigrazione con il Friuli Venezia Giulia, con la rotta balcanica? Diciamo che 45.000 ingressi solo via mare nell'anno del Covid e del Green Pass obbligatorio per gli operai per andare in fabbrica sono un insulto. Adesso superiamo il Covid, superiamo i problemi fiscali, rilanciamo il tema del lavoro, però non possiamo permetterci altre decine di migliaia di ingressi, anche perché il valico qua a nord-est è un colabrodo. Il problema non è solo a Lampedusa in Calabria, il problema è anche a Trieste e a Ventimiglia, non ce lo possiamo permettere. È stato un incontro piuttosto costruttivo, ora ci aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti. Così la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, dopo l'incontro di questa mattina con Salvini, formazione, immigrazione qualificata, energia sono alcuni dei temi sui quali è stata chiesta l'attenzione al leader della Lega. L'onorevole Salvini ha ascoltato, ha anche commentato determinate problematiche che abbiamo posto. Le principali sono un problema di formazione, un problema di natalità, perché fra poco non avremo più nessuno da formare, una necessità di immigrazione qualificata, per poi scendere più nel dettaglio, parlare di estensione dell'ecobonus, di materie prime, di energia, di tassazione. Direi un incontro piuttosto costruttivo. Adesso ci aspettiamo di vedere questi temi portati avanti con sempre più forza a livello di Consiglio dei Ministri. La sfida ora è quella del PNRR, con 100 giorni per consegnare i primi progetti, una sfida che non si può fallire e che passa anche per le semplificazioni. Gli imprenditori chiedono di passare dalle parole ai fatti. Assolutamente sì, anche perché se non ci fossero i fatti perderemmo un'opportunità incredibile. Il punto principale del PNRR che ho proprio posto all'onorevole Salvini oggi è il fatto che sì, va bene parlare di piani per lo sviluppo di servizi, quindi infrastrutture fondamentalmente, ma noi abbiamo anche bisogno che venga definita una politica industriale di lungo periodo in modo tale che i fondi in questo momento a disposizione
vadano ad incrementare la capacità produttiva delle nostre imprese. Pagnacco in lutto per la scomparsa del sindaco Luca Mazzaro di 49 anni. Il primo cittadino malato da tempo è morto questa mattina in ospedale dove era ricoverato da ieri notte per l'aggravarsi delle sue condizioni. Mazzaro, il suo secondo mandato da sindaco fino all'ultimo, ha lottato contro la malattia e ha mantenuto gli impegni istituzionali. In paese sarà proclamato lutto cittadino. Luca Mazzaro lascia la moglie Stefania e i figli Marco e Alessandro che frequentano uno le scuole medie e l'altro le elementari. Classe 1972, Mazzaro era stato confermato sindaco nel 2019 con 2.193 voti, pari a oltre il 70% delle preferenze, diversi progetti che aveva in cantiere per rilanciare il suo paese. Il maltempo della notte ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nella zona di Bertiolo del Codrepese per alberi e rami sulla carreggiata. Intorno alle 2:30 l'allarme per il crollo di una parte del muro perimetrale in sasso di Villa Savorniana a Flambro di Talmassons. Sul posto i volontari della squadra comunale di protezione civile e vigili del fuoco per la rimozione del materiale finito sulla carreggiata. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 5:30. È finito in ospedale Don Federico Basso, parroco di Chiopris e Medea, che ieri, dopo aver celebrato la messa nella chiesa di Chiopris, è scivolato e caduto dalle scale in pietra che portano al pulpito, ha riportato un trauma alla schiena, è stato trasportato all'ospedale con l'ambulanza, sempre rimasto cosciente, fortunatamente non ha riportato fratture, è rientrato in canonica, dovrà riposare per qualche giorno. Ancora rintracci di cittadini migranti, 2 stranieri provenienti dal Bangladesh, maggiorenni, sono stati segnalati ai carabinieri del nord di Udine a Gonars. Un migrante afghano è stato individuato invece sempre dai carabinieri di Udine Est, in prossimità dell'ex caserma Cavarzerana in via Cividale a Udine. Un terzo rintraccio sempre di cittadini del Bangladesh a Gonars. Si tratta in questo caso di 2 migranti maggiorenni. Tutti e 5 gli stranieri sono stati accolti all'ex caserma Cavarzerani per triage e quarantena fiduciaria. Hanno richiesto asilo, erano senza documenti, in buone condizioni di salute. Nei giorni scorsi 17 migranti sono stati identificati invece lungo la tratta ferroviaria nella zona di Cervignano del Friuli. Furti in abitazioni, il primo a Campoformido a Bressa, dopo aver forzato un infisso i ladri hanno rovistato tutte le stanze, hanno rubato monili in oro. Anche a Basigliano, notare movimenti sospetti, è stato un vicino di casa che ha visto le 2 persone uscire dall'abitazione, ma i viventi hanno raggiunto all'interno della casa, dopo aver spaccato la porta, hanno rovistato in tutte le stanze, hanno rubato oro, denaro in contanti, il cui valore è in corso di quantificazione, sul posto i carabinieri. Nuova commessa da 10 milioni di euro per la pordenonese Cimolai, che realizzerà su progetto dell'architetto Santiago Calatrava i rivestimenti vetrati e metallici dell'avveniristica stazione di Mons in Belgio. Cimolai Architectural, l'azienda specializzata in facciate strutturali ed involucri architettonici complessi, nata dalla fusione di Facade e Cimolai ASC, si è aggiudicata i lavori per i rivestimenti metallici e vetrati della stazione di Mons in Belgio, disegnata dall'architetto Santiago Calatrava. I lavori, del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, rientrano nel piano di ammodernamento della stazione e prevedono l'impiego di circa 11.000 metri quadri di vetrate isolanti, sagomate, piane curve, balaustre e rivestimenti in alluminio che serviranno a dare un abito di design alla nuova struttura multimodale che collegherà 2 aree di Mons attualmente disconnesse, l'area residenziale, meno densa a nord con la città storica a sud. La nuova opera ospiterà una stazione passerella larga 15 metri e alta 16, al cui interno ci saranno servizi, un asilo nido ed esercizi commerciali a disposizione degli oltre 100.000 passeggeri settimanali previsti. La conclusione dei lavori è attesa per marzo 2023. La commessa, caratterizzata da una grande complessità in fase progettuale ed esecutiva, conferma la continuativa collaborazione tra Cimolai e Santiago Calatrava, architetto di fama internazionale, con cui il gruppo ha già realizzato opere iconiche come la stazione di Reggio Emilia o il World Trade Center Transportation Hub di New York, sfidando, allora come adesso, geometrie complesse e ricercate. Una partnership prestigiosa che fa seguito a quella rinnovata di recente con Renzo Piano, con cui Cimolai Architectural sta realizzando il progetto Mare Terra nel Principato di Monaco.
E targata Università di Udine, la nuova soluzione è in grado di incrementare l'efficienza del sistema di ricarica wireless che Google adotterà per la prossima generazione di cellulari entro 1 o 2 anni. Il sistema è stato ideato, studiato e messo a punto dagli studenti dei corsi di laurea in ingegneria elettronica e dell'Ateneo Friulano, guidati dai docenti del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura Stefano Saggini e Ruben Specogna. Il progetto è stato sviluppato nell'ambito della ricerca dedicata allo studio di nuovi sistemi più efficienti di ricarica wireless, finanziata nel 2019 all'Università di Udine da Google per l'equivalente di 80.000 euro. Questo studio è il terzo progetto di ricerca commissionato dal colosso statunitense di Mountain View, dopo quelli che hanno visto il team di elettronica dell'Ateneo di Udine impegnato nel 2017 nello studio della riduzione del consumo energetico dei data center di Google e nel 2018 nello sviluppo di circuiti ad alta efficienza per l'alimentazione dei processi e dei server capaci di ridurre il consumo energetico dei data center. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Subito dopo la pubblicità, appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.